Il Veneto chiede lo stato d'emergenza e maggiori poteri per gestire l'inquinamento da FAS. Dopo aver fissato i limiti più severi d'Europa, la giunta regionale mette in atto il secondo step. In realtà le richieste al governo sono partite il 19 di settembre, il giorno dopo che a Palazzo Balbi è arrivata la risposta dell'esecutivo che annunciava di non voler imporre limiti sui FAS. Un contropiede reso noto a poche ore dall'annuncio del governatore del Veneto Luca Zaia di essere pronto a emanare proprio quelle norme regionali sull'inquinamento dell'acqua, una presa di posizione che ha raccolto addirittura il consenso dei 5 Stelle. Ora il Veneto punta però al riconoscimento dello stato d'emergenza e ai poteri commissariali. Nella zona rossa ci sono 350.000 residenti esposti al rischio PFAS. Jacopo Berti parla tuttavia di decisione arrivata tardi e rilancia: bene la scelta di introdurre i limiti, ma ora non si perda altro tempo. Va chiusa immediatamente la linea di produzione dei FAS, perché questo inquinante va chiuso e risolto alla base. 4 anni sono passati nell'immobilismo più totale, nella sottovalutazione del problema, e nessuna conferenza stampa ridarà indietro quei 4 anni di vita ai cittadini e ai 350.000 veneti coinvolti in quella zona.